avesse rallentato invece di usare solo fare clacson, Kevin sarebbe ancora vivo. La rabbia dei familiari del 17enne travolto e ucciso da un neopatentato. Kevin è andato a sinistra solo per far passare la vettura, dicono. La polizia intanto ha accertato che la sua bici non aveva luci in funzione. Dal direttore dell'ULSS 2 la proposta di inserire nelle scuole guida personale dell'ULSS per dare lezioni di guida coscienziosa prima di prendere la patente. Le autoscuole dicono la sicurezza deve entrare nelle scuole. Il caro energia porterà alla chiusura di attività locali. L'allarme arriva dai pubblici esercizi che hanno già chiesto la cassa integrazione come col Covid e dicono il caffè a 1,50 € ormai è inevitabile. Nel frattempo alcuni agricoltori hanno deciso di iniziare a vendemmiare dalle 4 del mattino per approfittare delle basse temperature. Di media 20 gradi in meno significa risparmiare sui consumi dei frigoriferi. Maxi lista tra una ventina di giovani nel parcheggio di un locale. Il questore dispone la chiusura per 15 giorni dello Special Movida di Loria. Blitz della Guardia di Finanza, il laboratorio tessile a Breda di Piave è trovato in condizioni di degrado e privo di misure di sicurezza. Salvo imprevisti, l'impianto che ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche di bob skeleton in slittino partiranno a giugno 2023. L'annuncio ieri sera in municipio a Cortina dal commissario per le opere olimpiche. 44 anni fa il cardinale Albino Luciani salì al soglio pontificio come Giovanni Paolo I, l'inizio di un pontificato breve ma intenso come pochi. Fermano intanto i preparativi per la beatificazione del 4 settembre. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre ancora con la tragedia di Castelfranco e con la rabbia dei familiari di Kevin Carraro, 17enne, travolto e ucciso dall'auto su quel maledetto cavalcavia. Familiari che non ci stanno a vedere addossata al ragazzo, proprio alla vittima, la responsabilità dell'incidente. Se l'auto, dicono, avesse rallentato invece di usare fari e clacson soltanto, il nostro Kevin sarebbe ancora vivo. E Kevin continua, è andato a sinistra solo per far passare quell'auto, perché il dubbio e il giallo resta su quella sterzata a sinistra, sulla dinamica dell'incidente. Intanto appunto le indagini della polizia continuano. Non c'erano le luci accese, la mountain bike era sprovvista dei dispositivi obbligatori di illuminazione. E quanto hanno potuto appurare gli agenti della polizia stradale di Treviso esaminando la bicicletta di Kevin Carraro, il 17enne travolto e ucciso dall'auto condotta da un 20enne neopatentato sul cavalcavia di Via Lovara a Castelfranco Veneto, dove si è consumata l'11ª tragedia della strada in questo agosto maledetto sulla Marca. Kevin inoltre non indossava la casacca catarifrangente necessaria se si percorre la strada in bicicletta nelle ore serali e notturne. Sul ciglio della strada, dove è caduto a terra dopo un volo di una decina di metri, qualcuno in queste ore ha adagiato un mazzo di girasoli, mentre la comunità resta sconvolta. Io ho portato le condoglianze mie personali e quelli di tutta l'amministrazione di Castelfranco Veneto e della comunità. Una tragedia immane, un dolore forte che non può trovare consolazione, ma almeno porta alla famiglia il sapere che c'è una comunità che si stringe a loro. Aperta l'inchiesta per omicidio stradale, le indagini della polizia continuano con l'obiettivo di accertare con esattezza la dinamica. Il 20enne neopatentato negativo all'etilometro ha deciso di sottoporsi anche al prelievo del sangue. Resta da capire perché Kevin abbia sterzato improvvisamente con la sua bicicletta verso il centro strada. I familiari del ragazzo non ci stanno, però, che gli venga gettata addosso anche la responsabilità del tragico incidente. Kevin e i suoi amici pedalavano in gruppo, spiegano i familiari, quando è sopraggiunto alle loro spalle il SUV ad alta velocità che poi lo avrebbe travolto. A quel punto i ragazzi si sono spostati in fretta sulla destra per disporsi in fila indiana, mentre Kevin, che si trovava in una posizione più adiacente alla linea di mezzaria, si è spostato sulla sinistra per permettere il passaggio della vettura, probabilmente calcolando di non riuscire a rientrare sul lato destro in tempo. Purtroppo, attaccano i familiari, il conducente si è limitato soltanto ad abbagliare e suonare il clacson senza rallentare la sua folle corsa. In quel punto vige il limite di velocità di 50 km/h e il cavalcavia risulta essere perfettamente illuminato anche di notte. Se l'automobilista, che aveva visto il gruppetto di ciclisti, avesse rispettato i limiti di velocità, sarebbe riuscito a frenare tempestivamente e questa tragedia si sarebbe potuta evitare. Intanto si attende il nulla osta per fissare i funerali, che con ogni probabilità saranno celebrati all'inizio della prossima settimana nella chiesa di Castelfranco Veneto,
più capiente rispetto a quella di Villarazzo, dove invece il giorno prima delle esequie dovrebbe essere recitato il rosario. Si è riaperto da settimane ormai questo tema della piaga degli incidenti sulla strada e sulle strade mortali, con tantissimi giovani coinvolti, il tema anche della formazione dei ragazzi. Le scuole guida si dicono pronte a fare la propria parte, deve diventare, dicono, una materia di studio fin da piccoli. Intanto l'ULSS rilancia il progetto di lezioni nelle autoscuole da parte del personale della prevenzione per sensibilizzare sui rischi, ad esempio sull'alcol. All'indomani dell'ennesimo lutto ci si interroga a tutti i livelli su come fermare questa strage di ragazzi sulla strada al termine di un agosto davvero nero per la Marca, con 11 vittime. Il direttore dell'ULSS Benazzi rilancia il progetto che coinvolge le autoscuole affinché prevedano nella formazione dei futuri neopatentati degli approfondimenti specifici sulla guida in sicurezza e i comportamenti da tenere. Le scuole guida sono pronte a fare la propria parte. In genere quando sentiamo queste stragi ci fanno sempre male, perché non vorremmo mai che i nostri ragazzi perdessero la loro vita proprio in questo modo. Dall'altra parte dobbiamo fare di più, dobbiamo fare prepararli un po' prima sti ragazzi, anche una preparazione più scolastica, iniziare prima. Cominciare fin dai più piccoli con una formazione adeguata all'età. Stiamo già facendo con la provincia e insieme all'ASL un percorso di formazione proprio nelle scuole per questi ragazzi. Quello che vorrei io è che proprio ci fosse un posto per l'educazione stradale, magari aggiunta anche all'educazione civica, una materia di studio, perché è molto importante per i ragazzi. L'abbiamo persa e dobbiamo recuperare quella parte di consapevolezza, di maturità che dobbiamo avere e che i giovani devono rispettare le regole. Particolare attenzione ai 2 grandi imputati responsabili di tanti incidenti: la distrazione alla guida, spesso causata dall'uso dello smartphone, la velocità e l'alcol. I processi per guida in stato di ebbrezza in tribunale a Treviso sono poco meno di 1 su 3, ma non sembra essere un deterrente, ha detto 2 giorni fa il procuratore capo Marco Martani, annunciando un super vertice nei prossimi giorni per affrontare la questione. Rilancia il direttore dell'ULSS. Ha ragione il procuratore quando dice va fatta la prevenzione con i giovani nella scuola, cosa che stiamo riprendendo e faremo, ma io continuo a ribadire il mio concetto che vorrei prendere in mano da settembre, facendo un incontro con tutti i gestori delle autoscuole della provincia di Treviso, perché dovremmo inserire all'interno dei test anche la possibilità a dei nostri specialisti, del SERD e comunque anche della prevenzione, che vadano nelle autoscuole e dedicare una serata, un pomeriggio, un paio d'ore, dove vanno a spiegare i danni dell'alcol e il rischio dell'alcol. Credo sia fondamentale, perché il neopatentato deve capire che è importante non solo conoscere i cartelli stradali, come si parcheggia, come si guida, ma anche che l'alcol e le sostanze sono deleterie per la guida, perché rischiano loro e sono ovviamente documento per gli altri. Torneremo alla cronaca fra poco. Adesso il caro energia che colpisce anche l'agricoltura, al punto che pur di risparmiare c'è che inizia a vendemmiare prima dell'alba. Vendemmiare prima dell'alba. Diventa conveniente fare anche questo pur di risparmiare sulle bollette. Oggi purtroppo, come tutti ben sanno, l'energia elettrica è non raddoppiata, è triplicata. Allora riuscire a portare a casa il prodotto al mattino presto con una temperatura che varia dai 14 ai 16 gradi, questo ci permette di evitare costi di rifrigerazione per quanto riguarda poi il sistema di lavorazione analogica del vino. Va detto che i grappoli in questi giorni d'agosto già a metà mattinata toccano di media i 35 gradi e battere quintali vendemmiati di circa 20 gradi significa un gran lavoro per gli impianti di refrigerazione, con conseguente notevole richiesta di energia. Non abbassare la temperatura di converso significa innescare immediatamente la fermentazione del mosto, impedendo ogni processo di estrazione delle impurità da raccolta. Va inoltre ricordato come, soprattutto con la vendemmia meccanica, già durante il trasporto in cantina il caldo eccessivo di quest'estate inneschi la fermentazione, soprattutto durante le lunghe distanze. Conseguenza evitabile se ogni operazione esterna viene effettuata a basse temperature. Così in molti, al di là della moda, si stanno convertendo
convertendo alla raccolta al chiaro di luna, con stop improrogabile alle 9 del mattino. Al momento si parla di Pinot Grigio perché la vendemmia più importante inizierà solo ai primi di settembre. Diciamo che ha un'acidità ancora elevata, vuol dire che sta ancora lavorando per maturare, ha un grado zuccherino che arriva intorno già ai 14, però diciamo che si avvicina a quelle che il disciplinare comunque ci permetterà poi di vendemmiare. Pensiamo la prossima settimana. E se l'agricoltura comunque accusa la crisi dell'energia, il Prosecco invece non conosce crisi, considerando quanto viene già valutato pur essendo ancora in pianta. Il Prosecco DOC in giro è intorno a €1,30, €1,40 il chilo, ma il Cabernet Franc andrà sui 70, 0,70, 0,60, 0,70. Oggi il consumatore vuole Prosecco, oggi il brand è Prosecco, il mondo vuole Prosecco, adesso sta andando forte il Prosecco. Il caro energia che colpisce anche e soprattutto i pubblici esercizi come bar e ristoranti, si rischia per molti la chiusura. Ripristino della cassa integrazione, perché con questi costi tante aziende lavorano in perdita e quindi è chiaro che si dovrà valutare anche un periodo di chiusura. Questa è la prospettiva se non ci saranno correttivi immediati sul caro bollette. Cifre impressionanti che arrivano in ogni momento al cellulare della Presidente dei commercianti trevigiani Dania Sartorato, accompagnate dalle richieste di sostegno da parte di esercenti sempre più sconfortati. C'è veramente molta agitazione perché è arrivato tutto in un momento, anche se è da febbraio che sappiamo che gli aumenti ci sono, adesso è arrivato il mese di luglio, in queste settimane a rientro dalle vacanze con tutta una situazione di incertezza e con queste scadenze che sono a brevissimo, per cui è stata richiesta una riunione straordinaria per attivare uno sportello bollette in Unione Provinciale Confcommercio per dare gratuitamente agli associati almeno una consulenza su come fare se dovessero arrivare bollette, maxi bollette come quelle che stiamo vedendo in questi giorni. Cifre triplicate che fanno letteralmente saltare i bilanci di attività che stanno ancora facendo i conti con la crisi causata dal Covid. Per questo anche da Treviso è già partita per Roma una richiesta importante. È stato chiesto ripristino del credito d'imposta già utilizzato in periodo di pandemia per le nostre imprese che non sono considerate energivore, quindi non ricadevano nel percorso di sostegno alle imprese. Ma questo non riuscirà ad evitare aumenti dei listini, come già annunciato a Venezia per la tazzina di caffè a €1,50. Quella strada è segnata, bisognerà arrivare necessariamente ad un aumento. Forse non sarà il caffè il prodotto proprio principe degli aumenti, però altre voci di costo altri listini dovranno essere necessariamente rivisti se non c'è un cambio nei costi, se non c'è un freno ai costi. E proprio per essere trasparenti con i clienti che da ieri pomeriggio l'Associazione Commercianti ha invitato tutti gli iscritti a pubblicare le proprie bollette, come già fatto in serata da questo ristoratore di Cison, seguito da molti altri nella giornata di oggi. Uno sfogo con un'azione concreta per indirizzare la rabbia di questi giorni che stanno arrivando le bollette che sono fuori da ogni logica, veramente alla follia. Dal Comune di Treviso arriva una risposta alle attività commerciali in crisi. Non potendo sostenere i costi delle bollette, si punta una via alternativa ad aumentare i ricavi di bar, negozi e ristoranti, come con gli eventi. Caro bollette relative a crisi di molte attività commerciali. Il Comune di Treviso, non potendo fare altrimenti, punta sull'aumento delle iniziative in centro e nei quartieri. Perché se non moltissimo come Comune potremmo fare sul versante del costo, potremmo con una politica attenta di eventi, di servizi, quantomeno cercare di aumentare i ricavi. Del resto anche Casugana è alle prese con il caro energia, con relativi risparmi. L'amministrazione vive gli stessi problemi di molti dei nostri commercianti, dei nostri imprenditori, perché l'amministrazione stessa è oggi in grande difficoltà o sta guardando con molta attenzione ai propri costi legati alle utenze. Vice sindaco che sottolinea come la priorità è per le famiglie. L'obiettivo primario è essere vicini alle famiglie, fare grande pressione nei nostri rappresentanti politici nazionali perché dal piano governativo arrivino provvedimenti. E proprio sui nuovi parlamentari il Comune punta per avere al più presto delle risposte da dare ai cittadini. Quello che naturalmente la politica locale può fare è una grande azione di pressione, di attenzione nei confronti dei nostri rappresentanti perché a livello governativo il nuovo governo possa adottare dei provvedimenti che riescano ad andare incontro agli imprenditori.
Torniamo alla cronaca, una maxi rissa nel parcheggio di un locale e il questore dispone per quel locale la sospensione dell'attività per 15 giorni. L'ultimo episodio all'alba di domenica, quando una ventina di giovani si sono affrontati in una maxi rissa nel parcheggio del locale Special Movida a Castione di Loria. All'arrivo dei carabinieri c'è stato un fuggi generale, tanto che i militari hanno trovato solo un ragazzo riverso a terra colpito da un pugno alla testa. Il giovane, 19 anni di origine romena, è stato portato all'ospedale di Bassano, dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 6 giorni. Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi che hanno portato i militari della stazione di Riese Pio X a Castione: ubriachezza molesta, liti, casi che hanno portato alla segnalazione alla questura, e così il questore di Treviso ha disposto la sospensione dell'attività del locale per 15 giorni, provvedimento di chiusura che conferma la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine nell'evitare che i locali pubblici diventino luogo di aggregazione di persone dedite alla commissione di reati, con riflessi negativi sull'ordine e la sicurezza pubblica. Ancora la cronaca, arrestato dalla polizia l'autore di uno scippo avvenuto 15 giorni fa a Conegliano. È un giovane senegalese residente a Conegliano l'uomo arrestato per lo scippo dello scorso 9 agosto in via Tiepolo ai danni di un residente che stava passeggiando alle 7 del mattino con il suo cane. Il giovane aveva avvicinato l'uomo con una scusa per poi strappargli con gesto fulmineo la collana d'oro che aveva al collo. Poi lo straniero, inseguito dal derubato, è fuggito, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Dopo 2 settimane di indagini coordinate dalla Procura di Treviso, i poliziotti del commissariato di Conegliano sono riusciti a rintracciare il presunto scippatore e a raccogliere una serie di indizi di colpevolezza, tanto che il GIP a stretto giro ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e di esercizi pubblici della città. Il giovane, con precedenti e destinatario di avviso orale da parte del questore di Treviso, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Santa Bona. Un'anziana vittima della truffa dello specchietto non si lascia ingannare e chiama i carabinieri che riescono a identificare il presunto responsabile. È caduto a Castelfranco. Una 72enne è stata avvicinata da un giovane a bordo di una Fiat Punto che lamentava ovviamente in modo falso di aver subito la rottura dello specchietto retrovisore a seguito di un urto con l'auto della vittima e tentava di farsi consegnare la somma di 100 euro. La pensionata tuttavia non si è lasciata raggirare, ha chiamato subito le forze dell'ordine. Questo ha provocato la fuga del giovane, per fortuna a mani vuote. Poi il truffatore è stato identificato in un 20enne della provincia di Siracusa. A Breda di Piave invece il blitz della Guardia di Finanza in un laboratorio tessile trovato in condizioni di degrado e privo di misure di sicurezza maturava debiti per oltre 1 milione di euro. Il laboratorio tessile era situato a Breda di Piave, articolato su due livelli ed era del tutto privo, è risultato essere del tutto privo di idonei impianti di areazione e uscite di sicurezza, privo dei più elementari requisiti igienico-sanitari, oltre che di idonei impianti elettrici. Oltre alla struttura sono stati messi sotto sequestro 10 quintali di scarti tessili trovati sparsi in ogni locale dell'azienda, compresi i servizi igienici, e 45 macchinari per la lavorazione di capi di abbigliamento risultati non a norma di legge. A seguito dei controlli eseguiti dai finanzieri, il titolare del laboratorio non è stato in grado di esibire i documenti che attestassero il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Sia le condizioni in cui versava l'intero stabile, oltre che le condizioni in cui versavano le abitazioni adiacenti, presso cui sono stati rinvenuti i 9 dipendenti stranieri trovati, hanno fatto ipotizzare che ci siano condizioni di netto sfruttamento e pertanto il titolare della ditta, oltre che per le violazioni sui luoghi di lavoro, è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica anche per il più grave reato di caporalato. Il titolare, di origine straniera, sarebbe proprietario di una delle cosiddette aziende apri e chiudi. Sono aziende che nascono, durano per un brevissimo periodo di tempo, sostanzialmente sono per lo più aziende vuote, sia in termini di patrimonio da parte dei soci che vengono a comporre la compagine societaria, sia in termini di beni aziendali. Una volta che termina infatti l'azienda e subentra quella nuova, l'azienda cessata è del tutto priva di beni che possono essere aggrediti da parte del fisco.
Le elezioni adesso, nella nostra prima edizione, tra i temi del dibattito di oggi anche lo scontro tra chi ha deciso di correre in solitaria come Unione Popolare Alternativa per l'Italia e l'alleanza invece Verdi-Sinistra che ha stretto, lo ricorderete, il patto elettorale con il PD all'interno del centro-sinistra. Sentiamo il dibattito proprio su questo tema. Penso che il centro-sinistra non rappresenti in alcun modo alcuna forma di giustizia sociale e di giustizia ambientale per ciò che ha portato avanti. Penso che la nostra proposta fosse chiara, di metterci attorno a un tavolo, di continuare a portare avanti come stiamo pervicacemente facendo da anni e con perseveranza facendo da anni un tentativo di alternativa a questo modello di sviluppo. E sono 14 anni che si parla di voto utile, penso sia l'unica argomentazione che il centro-sinistra ha in mano oggi, finché gli credono come purtroppo gli hanno creduto finora. Cosa c'è stato di utile nel Job Act? Cosa c'è stato di utile nello Sblocca Italia? Cosa c'è stato di utile nella Fornero? Cosa ha prodotto di utile il centro-sinistra sia nelle fasi di governo sia nelle fasi di opposizione? Al di là dell'essere duri e puri, bisogna essere in grado di entrare in una alleanza per il governo di questo Paese, che significa anche contrattare programmaticamente un programma di governo, appunto, scusate il bisticcio di parole, ma significa anche, come è stato fatto in tutta Europa e anche in Italia, cercare di cambiare la mentalità e la cultura politica degli altri alleati. Io sono convinta che ci voglia realismo, che ci vogliano le alleanze, addirittura anche trasversali, perché non è detto che certi provvedimenti non trovino anche ascolto, a me è capitato in Parlamento e non solo in Parlamento, anche dalle altre parti. Voglio trovare la possibilità di portare a casa il risultato, non mi bastano le bandierine, le testimonianze. La sinistra e i Verdi, dico, ma con tutte quelle buone idee che avete, perché dovete andare ad allearvi con gente che la pensa in maniera diversa, che fa dell'opportunismo la forma politica per agire? È opportunismo puro e buono. Tanto che ormai siamo arrivati, almeno dalle letture dei giornali, da commenti che sento, che il programma del PD è uguale identico al programma della Meloni, di Fratelli d'Italia. Ormai si stanno avvicinando, si stanno sovrapponendo su tutto. Per cui andate a fare alleanza con quella gente lì. Quella gente là vi frega, semplicemente vi annulla. Io dico, votate per un'alternativa per l'Italia, che è il partito che io rappresento, ma se non vi va bene Alternativa per l'Italia, andate in cerca di altri partiti e date forza agli altri partiti, che se saremo rappresentati in Parlamento in qualche maniera riusciremo a condizionare quei vecchi marpioni che sono da sempre là, che se la girano, rigirano e sono sempre quelli. Quindi se continuiamo a votare quella gente là, per l'Italia non cambierà niente. È venerdì e c'è il consueto appuntamento con il generale Iannicelli per le previsioni del weekend che a quanto pare sarà caratterizzato dalla pioggia. L'anticiclone delle Azzorre si va ritirando sull'Atlantico, come è evidente dalla carta del tempo, e lascia spazi liberi a infiltrazioni di aria instabile in cui si inseriscono sistemi perturbati. Uno di questi interesserà con la coda, quindi marginalmente, ma sarà evidente, nella giornata di domenica. Quindi prevediamo per domani una nuvolosità irregolare, ma ampi spazi di sereno anche se non è escluso qualche fenomeno a ridosso soprattutto dei rilievi. Per domenica cambia un po', passa il sistema perturbato, quindi avremo un cielo molto nuvoloso, coperto, con precipitazioni che con irregolarità, quindi con intervalli, ci accompagneranno per tutta la giornata, e durante la mattinata, alle primissime ore della mattina, sarà possibile anche qualche temporale. Poi avremo una situazione di tempo stabile più o meno per i primi giorni della prossima settimana, poi da metà settimana un nuovo peggioramento. Ricordo comunque che dal 1° settembre avrà inizio la stagione autunnale, l'autunno
questo dal punto di vista meteorologico, ripeto. I venti saranno deboli, direzione variabile, le temperature, le minime intorno a 21-22 gradi, abbastanza alte, le massime ancora 31 gradi, oltre 30 gradi per sabato. Per domenica, proprio per il cielo coperto, avremo un abbassamento sensibile a 25-26 gradi. L'alta adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Noi adesso andiamo nel Bellunese. E c'è la cronaca in primo piano, 2 donne ferite e un investitore in fuga. È successo stamattina a Roccapietore. Pirata della strada purtroppo oggi in azione verso le 11 a Saviner di Roccapietore. La vettura procedeva da Caprile di Alleghe verso il paese. Dopo il suo passaggio sulla regionale 203 a Gordina sono rimasti 2 feriti. La postina, una gordina 35enne che era in servizio, e una turista sui 40 anni è rimasta cosciente, ma caricata sull'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore perché presentava una preoccupante ferita alla testa. La cosa che viene spontaneo dire è l'incidente può succedere, ma in questo caso mi sembra di aver capito che è qualcosa di più grave. Brutta cosa sicuramente il fatto di essere scappati. Entrambe le donne sono state investite nell'arco di 150 metri. La prima di fronte all'edilizia Bassotti e la seconda poco prima della centrale Enel nei pressi dell'albergo Aurora. La macchina si è subito dileguata salendo verso Roccapietro e Passo Fedaia, oppure sulla strada per Livinallongo del Col di Lana, Passo Falzarego. Come detto anche dal sindaco, chi era al volante non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto i carabinieri di Caprile e i vigili del fuoco volontari di Caprile. Testimoni che hanno visto quanto accaduto avrebbero fornito agli uomini dell'arma indicazioni utili per identificare il pirata. E infatti dopo poche ore, anche grazie a queste indicazioni, i carabinieri hanno identificato e denunciato per le ipotesi di reato di lesioni o omissioni di soccorso il conducente di questa vettura, che è un 60enne del posto e che a quanto pare prima di investire queste 2 donne, che fortunatamente, lo ricordiamo, non sono in pericolo di vita, ha rischiato di travolgerne altre 4 poco distante dal ponte di Saviner. Fortunatamente è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Un grave incidente stradale invece nella notte ad Auronzo. Un ragazzo del posto di 19 anni ha perso il controllo della sua moto da cross, riportando numerose ferite e traumi. L'incidente è accaduto attorno alle 3. Soccorso dell'ambulanza del SUEM. Dopo le prime cure del caso, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata. Per i rilievi sono intervenuti anche questa volta i carabinieri. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, salvo imprevisti, lavori per la realizzazione dello sliding center a Cortina d'Ampezzo, l'impianto che ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche di bob, skeleton e slittino, partiranno a giugno 2023. C'è una data, l'annuncio ieri sera in municipio a Cortina dal commissario per le opere olimpiche durante l'incontro che ha fatto il punto sul percorso che ha portato la Perla delle Dolomiti all'assegnazione dell'evento. L'istruttoria finalizzata al perfezionamento del progetto definitivo dello sliding center e l'appalto e quindi l'inizio dei lavori è previsto ad oggi a giugno 2023. Salvo imprevisti, le operazioni di strip out, cioè di demolizione della vecchia pista da bob Eugenio Monti a Cortina, si concluderanno entro l'anno. A giugno il via alle opere di costruzione del nuovissimo sliding center, l'impianto che ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche di bob, skeleton e slittino, che avrà una capacità di 5.500 posti e che costerà 80 milioni. La priorità è assoluta, l'hanno ribadito ieri sera nella sala consiliare di Cortina il commissario per le opere olimpiche Sant'Andrea e il viceministro Morelli. Senza la pista di bob non ci sarebbero le Olimpiadi, senza la pista di bob non ci sarebbe la variante di Longarone, senza la pista di bob non ci sarebbe la variante di Cortina, senza la pista di bob non ci sarebbe questa grandissima vetrina dell'Italia nel mondo. Moderato dal direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, l'incontro pubblico ha fatto chiarezza sul percorso svolto sin dal giorno dell'assegnazione delle Olimpiadi nel 2019, che sono e saranno una grande opportunità per tutto il territorio per rafforzare l'accessibilità e la qualità della vita della montagna bellunese. Le Olimpiadi
Olimpiadi possono essere una buona occasione come lotta allo spopolamento, che è un grande problema che attanaglia la montagna in generale, e Cortina, a differenza di altri territori, ha questa grande opportunità. 2 miliardi sul piatto per le infrastrutture che saranno realizzate fra Lombardia e Veneto. Opere storiche per la provincia di Belluno sono le varianti di Longarone e Cortina, che però, oramai inutile sperare, non potranno essere pronte per l'appuntamento olimpico. Al di là delle Olimpiadi vere e proprie, e serviranno anche per le Olimpiadi, ma lasceranno un grande segno per questa parte della montagna, per l'accessibilità a questa parte della montagna che mai credo avremmo potuto aspirare ad avere. Il tempo è nemico, ma noi contiamo di poter raggiungere l'obiettivo entro il 2026, e per quanto riguarda quelle infrastrutture così impegnative che non riusciranno a raggiungere l'obiettivo, comunque quelle saranno una grande eredità per questi territori. Territori fragili, troppo fragili per un evento di tale portata per alcuni manifestanti che ieri sera hanno protestato in Corso Italia. Le criticità ci sono in tutto, però se le spieghiamo e facciamo comunque capire quello che è il futuro e quello che sarà poi il guadagno, comunque diciamo la rivalutazione di Cortina, la gente lo capisce e quindi riusciremo a fare quello che dobbiamo fare. Sicuramente non tutti sono contenti, ma noi diciamo sempre che fa molto più rumore un albero che cade che non una foresta che cresce. A Belluno adesso, dove c'è allarme per i passivi accumulati dalle partecipate, il cui referato è in capo al vice sindaco, e tra le partecipate, anche e soprattutto per il suo ruolo, quella che preoccupa di più è la casa di riposo gestita da Sersa. Casa di riposo, i dati non confortano. Sono 120 su una capienza complessiva di 152 i posti attualmente occupati in Sersa. Il bilancio preoccupa. Alcune partecipate che abbiamo, che sono Sersa e sportivamente, preoccupano per diversi motivi. La Sersa per un motivo semplice, che c'è una mancanza anche di personale, perciò questo personale riduce anche il numero degli ospiti, e riducendo il numero degli ospiti è chiaro che aumenta il debito che noi dovremo andare ad affrontare. Tanti i soldi stanziati per la società di gestione dei servizi rivolti agli anziani, ma ancora non bastano. È chiaro che il piano è che già diamo ogni anno 405.000 euro per appianare alcuni i debiti. Abbiamo messo bilancio, nell'ultimo bilancio, altri 150.000 euro, perché il bilancio di previsione 2022 parla di meno 692.000, più i 405 più i 150, perciò stiamo parlando oltre il milione di euro. È chiaro che bisogna trovare delle soluzioni che noi abbiamo chiesto al Presidente e alla Sersa, che ci dessero i centri di costo. L'obiettivo è quello di accogliere più ospiti, così da occupare tutti o quasi i posti letto per riuscire a coprire quei costi in più che al momento non hanno copertura, senza dover aumentare le rette. Le varie case di riposo a livello veneto hanno aumentato addirittura di una media di 400 euro al mese la tariffa. È chiaro che questa cosa qui noi non vorremmo farla, perché noi diventeremo i cattivi, e in più diventiamo anche in una situazione che siamo in difficoltà e le famiglie sono in difficoltà. La colpa è che bisogna stare attenti, perché tutte queste situazioni qui, soprattutto in strutture vecchie, vetuste come che la nostra casa di riposo, ha dei costi di gestione molto elevati. 44 anni fa oggi il cardinale Albino Luciani salì al soglio pontificio e il suo pontificato durò 33 giorni, fra i più brevi della storia ma uno dei più intensi. Oggi pomeriggio il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, ha celebrato una messa a Canale d'Agordo, dove cresce l'attesa per la beatificazione di Giovanni Paolo I, in programma domenica 4 settembre a Roma. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Le prime parole del cardinale Albino Luciani, affacciato su Piazza San Pietro nel pomeriggio del 26 agosto 1978, la sorpresa, l'emozione, il sorriso commosso di fronte alla folla di fedeli abbracciati dal colonnato del Bernini. I due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio. Se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo.
E l'altro, collega, non abbia paura, in tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. La vocazione accesa da padre Remigio, la scelta di entrare in seminario con la benedizione del padre, un operaio socialista. Di Papa Luciani si ricordano il pontificato breve durato solo 33 giorni e la morte improvvisa. La memoria Canale d'Agordo nel mondo è legata alla riconoscenza nei confronti di una figura ammirata, specie per l'amore dimostrato nei confronti degli ultimi, dei giovani e dei lavoratori. Giovanni Paolo I, orgoglio della terra bellunese e veneta, sarà nominato beato al termine di un iter durato 18 anni, concluso il 13 ottobre dello scorso anno. 18 anni di lavoro, attesa e preghiera per il riconoscimento di una guarigione scientificamente inspiegabile attribuita all'intercessione di Papa Luciani. Il passo desiderato da una moltitudine di persone che attesta una fama di santità mai venuta meno con il passare degli anni. L'attesa cresce per la cerimonia di beatificazione che avrà luogo domenica 4 settembre alle 10:30 a Roma. A Canale d'Agordo un maxi schermo in piazza riproporrà le immagini per i fedeli che non potranno raggiungere Piazza San Pietro. L'11 settembre alle 16, sempre a Canale d'Agordo, le 3 diocesi di Belluno Feltre, Vittorio Veneto e Venezia si uniranno in un comune rendimento di grazie per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in calo, l'ultimo fine settimana di agosto, da bollino rosso per il traffico del controesodo, vedrà anche un aumento dell'instabilità sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 27 ci mostra una situazione decisamente variabile. Al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, attesi rovesci e temporali dapprima sui monti e a seguire anche sulla pianura, locali fenomeni anche sulle zone costiere. Temperature in lieve calo, minime tra 16 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. In giornata saranno possibili rovesci a carattere sparso, più probabili a partire dal pomeriggio. Soffierà bora moderata sulla costa, specie a Trieste. Temperature minime sui 20-23 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, precipitazioni sin dal mattino, in questo caso alternate a schiarite. Migliorerà poi in serata. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.